Le zone rosse stanno dando i loro risultati positivi, vanno gestiti chiaramente con attenzione perché bisogna contemperare quello che è la libera circolazione dei cittadini rispetto a chi si vuole recare in queste zone invece per aggredire le libertà e i beni dei cittadini. Quindi gestite con l'opportuna attenzione ed equilibrio, così come fino ad oggi è stato fatto, stanno dando dei risultati molto positivi. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, a Padova per inaugurare una statua dedicata al poliziotto Arnaldo Trevisan, morto in servizio 38 anni fa, risponde sul tema delle zone rosse. Le zone ad alto impatto, controllate dalle forze dell'ordine, che in molte città, e Padova non è stata esente, hanno creato dibattito. Vanno gestite con attenzione ed equilibrio, ha spiegato Pisani, parlando proprio dalla stazione Zona Rossa di Padova. In questi giorni si discute di una nuova estensione della zona rossa anche nel quartiere Arcella, dopo una recrudescenza di furti nelle abitazioni ed episodi di violenza, un allargamento di cui si è detto favorevole il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Noi siamo stati assolutamente d'accordo, l'abbiamo proposta come governo, l'abbiamo ampliata come governo, i territori la possono utilizzare ovviamente al bisogno, i cittadini la chiedono, dove viene istituita funziona. E io credo che invece la domanda la deve fare all'amministrazione di Padova, che l'ha sempre osteggiata. Se qualcuno deve avere paura della polizia, quel qualcuno deve essere lo spacciatore, il criminale, quello che combina guai, non certamente il cittadino che anzi apprezza la presenza della polizia.